Difficoltà per Ginger Bar nel girarsi nel corretto senso di marcia e pertanto ci sarà un attimo da attendere per l'avvio di questa settima corsa dall'Arcoveggio, il premio Grisenza, una prova per 4 anni a reclamare per 7.000 euro, cavalli che sono tutti nella zona di partenza. Ora gira Ginevra Marche con l'ausilio degli artieri, gira nel corretto senso di marcia, così la leva di Alessio Di Chiara del team Bortolotti può andare verso gli altri per avviarsi per questa prova a reclamare. 1660 i metri da percorrere, 9 al via. Curiosità, sono tutte femmine, una chiamata aperta a reclamare, solo femmine hanno accettato l'ingaggio. 6 in prima fila, 3 in seconda, all'1 grazie a Big F, Manuel Pistone, 2 Glamour Run, Roberto D'Alessandro, 3 Gran Bella Fi, Alberto Garruto, 4 Galassia Bug, Filippo Monti, 5 Gina Lux, Luca Farolfi, 6 Gio Giti, François Conigliaro. In seconda fila 7 Ginger Bar, Alessio Di Chiara, 8 Ginevra Marca, Daniele Cuglini, 9 Giulia Spritz, Andrea Farolfi. Autostart che ha raccolto i concorrenti. Difficoltà in fase di allineamento per Ginevra Marc, che rimane molto distante, sbaglia Gran Bella Fi. Partite con veloce dall'esterno Gina Lux, che prova ad andare al comando nei confronti di Galassia Bug, ci riesce. Poi Glamour Run all'esterno, numero 3 Gran Bella FI squalificato. Quindi grazie a Big F si vanno a completare i primi 200 metri di gara con al comando Gina Lux, punta in avanti Gio Giti, che dà il parziale per passare i primi 200 metri in 14,2. Gio Giti al comando nei confronti di Gina Lux. 2 tra gli outsider nelle prime posizioni. C'è la mossa dal fondo del gruppo per risalire da parte di Giulia Spritz. Sulla curva di sinistra prosegue in vantaggio Gio Giti nei confronti di Gina Lux. Giulia Spritz allo scoperto dopo 600 in 46,5. Si trascina Ginger Bar, alla retroguardia rimane Grazia Big F. Sotto le tribune Gio Giti in controllo nei confronti sempre di Giulia Spritz all'esterno, alla corda rimane Gina Lux, in pariglia Ginger Bar, Galassia Bug terza in corda a precedere Glamour Run e poi alla retroguardia estrema Grazia Big F. Il primo chilometro della testa passato in 1.17,6, Gio Giti continua in vantaggio, al suo esterno c'è sempre Giulia Spritz che la accompagna per ora. Non sferra l'attacco Andrea Farolfi quando siamo a 400 dal palo, la mossa da parte di Grazia Big F dal fondo che prova a risalire, anzi in realtà buca di dentro Ginger Bar. Gio Giti è sempre in vantaggio, Giulia Spritz che attacca sul passo ora con decisione, grazie a Big F che ha guadagnato posizioni e si trova a contatto delle prime, poi Gina Lux e Ginger Bar all'ingresso della dirittura d'arrivo, è sempre in vantaggio Gio Giti nei confronti di Grazia Big F che infila l'open stretch, al largo Giulia Spritz, Gio Giti si difende, Grazia Big F ci prova, Giulia Spritz al largo, Gio Giti si difende, insiste Grazia Big F sul palo, Grazia Big F viene a vincere nei confronti di Gio Giti. E poi Giulia Spritz. La vittoria di Grazia Big F. Manuel Pistone in versione Alberto Tomba. Il training del fratello Giuseppe. I colori della Marodà per la figlia di Shirley Dunoyer che vince slalomeggiando tra i cavalli. Batte sul palo Gio Giti. Al terzo Giulia Spritz.